La prossima partita è una partita difficile perché loro vengono da tante vittorie consecutive, sono una squadra forte che stanno facendo molto bene ultimamente, che io stimo particolarmente, che vedo finalmente che sta uscendo una squadra nuova, non i soliti nomi, e quindi è una squadra che sì, può ricordare la vecchia Ragnatela quando è iniziata la Serie A, che era stata una novità come loro. Quindi sarà una partita difficile che speriamo di poter attaccare questi 3 punti perché ce ne abbiamo bisogno, anche loro che stanno lottando anche per la zona playoff. Sarà sicuramente una bella partita corretta, speriamo. E noi ce la metteremo tutta, ritroveremo gli squalificati e quindi forse saremo anche di più in partita finalmente. E sarà una partita fondamentale per il proseguo del campionato. Beh, sicuramente le sconfitte questa di Coppa e di campionato di misura hanno dimostrato che comunque stiamo ripresa, stiamo sempre con diciamo una rosa non troppo ampia, però chi sta giocando, come dico sempre da un po' di tempo, ce la sta mettendo tutta, quindi non c'è niente da dire. Ieri secondo me il secondo tempo soprattutto abbiamo giocato meglio di loro e meritavamo sicuramente il pareggio. Ci sono stati, come ormai da un po' di tempo, come lo dice anche altra gente, anche altre squadre, problemi di arbitraggio, perché comunque ormai è una cosa palese. Quest'anno gli arbitraggi purtroppo non sono all'altezza del torneo, si vede dall'atteggiamento che hanno in campo e da come si fanno offendere dagli avversari, da fuori, dai presidenti, senza mai prendere mai sanzioni. Quindi questo porta un po' a tutti a fare come gli pare. E quindi questo è il problema principale della Lega se quest'anno. Si bestemmia tranquillamente, si offende l'arbitro tranquillamente, nessuno. Non ho mai visto un'espulsione, ho visto sempre fare finta di niente, avendo paura a parte gli arbitri contro certe squadre, non so perché. E questo secondo me è eclatante. E ieri l'ho rivisto un'altra volta, non perché la squadra avversaria ha offeso nessuno. Ieri il problema è stato su in fase di recupero, non hanno sbagliato tutto. Se chiami time out è già un minuto di recupero, se un ragazzo si allaccia le scarpe sono ci mette 40 secondi, sono 2 minuti di recupero, viene dato un minuto di recupero senza aver visto questo, e questo secondo me è sbagliato perché la partita è tirata, 2 minuti al campo come la Stella Azzurra si possono fare anche 2 gol, e quindi secondo me, ripeto, in generale vedo che dall'inizio dell'anno c'è un atteggiamento proprio sbagliato da parte nostra, delle squadre, sicuramente nell'atteggiamento, nel bestemmiare, nel, nel fare diciamo cose che nel calcio agonistico non vengono permesse. Qua si fa come gli pare, si offendono le famiglie, si bestemmia, offendono gli arbitri in maniera clamorosa, e veramente vedo mai presa non ho mai visto nessun tipo di sanzione, questo è veramente imbarazzante.